Eccoci qua ragazzi. Allora, ciao amici ed amiche e bentornati sul mio canale. Ho provato a fare un paio di live prima, ma non ci sono riuscito. Stavo provando a usare una webcam, ma evidentemente c'erano problemi con l'audio. Quindi adesso sto utilizzando il cellulare come al solito e spero che si senta. Ecco qua. Allora ragazzi, oggi niente pizze, è semplicemente una sessione di domande e risposte. Quindi se mi volete fare delle domande, sono tutto orecchie. Adesso si sente. Ciao a tutti, ciao Peppe, The Player, Giampiero, Elio. Allora, adesso provo a collegarmi al computer, allo stream, così vediamo subito, così vi posso rispondere anche scrivendo. Allora ragazzi, come vanno le pizze? Avete domande? Ci sono dei dubbi? Sono qua apposta, fatemi sapere. Ok. Oggi non ho ancora pizzato, eh. Lievito madre, se un ragazzo vive in Irlanda si stessa sempre, speriamo bene. Ma sì, non ti preoccupare. Cristian Santone. I'm fine, how are you? The player. Ma tu hai provato a fare il mio lievito? Quando facciamo un po' di pizze? Eh, ma ultimamente non ne ho fatte tante di pizze, quindi non ho fatto neanche tante dirette, mi sono concentrato più sui video, quelli insomma che vedete ogni settimana. Ah, l'impasto. Che cosa hai combinato, The Player? Grazie Paola. Paola, stai facendo l'impasto l'ultimo che ho caricato, quello al 63%. Allora, vediamo se riesco a trovare il mio stream in diretta, non so dove andare. Eccomi qua, dal vivo ora. Solo che mi sento. Ecco qua. Mi vedo anche, così vi posso rispondere anche. Allora, mostra. Ah, Marco Iovine. Ciao Marco. Ti aspetto nella mia pizzeria. Dai, appena tu sei in Irlanda, ti devo venire a trovare assolutamente. Allora, mi chiedono, mettiamo questo qua così. Oggi ho fatto il lievito madre, bla 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 bla, faccio un po' di pizze. Allora, metto un attimo in ordine a ciò che mi state domandando. Allora, vecchi impasti, nuovo no. E prova a fare, poi dipende da come lo cucini, se lo usi per fare la curry. Devo mettere in ordine le domande, ragazzi, perché siete in tanti e non riesco a starvi dietro. Allora, ecco qua, adesso magari. Allora, Giampiero, Gigio Pizza Party, GPL o metano? Se sei in Irlanda, GPL o metano? In realtà sì, dovrebbe essere GPL. GPL. Allora, impastatrice decente che mi consigli? Ragazzi, le impastatrici decenti, il problema è sempre quello, dipende da quanto decidete di impastare. Il problema è quello, se impastate un chilo e mezzo, va bene qualunque impastatrice anche di tipo economico, quella dell'Idol. Se invece pensate di fare impasti più grandi, allora dovete andare a acquistare un'impastatrice che sia più potente, quindi poi ci sono quelle di anche un certo costo, da 800, 1000, 1500, e dipende sempre. Dipende da quello che volete fare. Quella dell'Idol va benissimo se dovete fare impasti fino a 1,5 kg, 2 kg. Poi non c'è tanta differenza con una Kenwood per dire, magari nella durata, ma la mia Kenwood ha la bellezza di quasi 8, no, c'ha 8 anni e qualche mese ed è tutta di plastica, magari quella dell'Idol dura di meno. Ehm, Gigio, perché alcuni sconsigliano la maturazione in frigo e prediligono fare solo con la temperatura in ambiente. Allora, dal punto di vista del sapore, dipende da quanto tempo. Allora, sicuramente a temperatura ambiente la maturazione sviluppa prima quel tipo di sapore acidulo, perché ovviamente a temperatura ambiente il lievito viaggia ad una velocità superiore, mentre nel frigorifero ovviamente si addormenta quasi, quindi è solo la maturazione che fa il suo corso. Insomma, l'impasto non diventa acido,
fondamentalmente, quindi quel sapore tipo pane, ci vuole più tempo per svilupparlo, quindi ci vogliono magari un centinaio di ore, mentre invece con una 24 ore fuori dal frigo quel sapore buono si sviluppa prima. Quindi onestamente è una questione di sapore. E poi da un punto di vista visivo, proprio estetico, una pizza maturata in frigorifero presenta quei puntini, insomma, quella che in gergo da pizzaiolo è il morbillo. Questo succede sostanzialmente con le pizze maturate in frigo o con le pizze maturate fuori dal frigo, ma per, che ne so, 48 ore o più. Però lì c'è bisogno poi di farine molto, molto forti. Un vecchio impasto, che Paola che mi risponde. Marco è nel curry. The Player 75 grammi di lievito, 1000 di acqua, 1500 farina, 12 e non lievita. 75 di lievito e non lievita. Non lo so perché, che lievito utilizzi? Perché questa è una domanda fondamentale. Cioè, è lievito madre secco, lievito fresco, lievito secco. Ciao, sono Matteo, Verona, che farina usi? 00260. Guarda, io utilizzo per le mie pizze utilizzo una Caputo blu, una Caputo rossa, dipende, poi le mescolo, oppure la 5 stagioni quando la trovo, oppure utilizzo delle farine locali, una farina che si chiama Odlums, o quello che trovo, insomma, non ho la stessa varietà che troverei in Italia. Ricetta per ottenere una pizza croccante. Gianmaria, in realtà la croccantezza della pizza è data da due cose fondamentali. Dall'idratazione che deve essere più bassa, quindi meno acqua nella pizza, e dalla cottura. Tu più cuoci la pizza e più chiaramente fai evaporare l'acqua contenuta naturalmente nella pizza e quindi arrivi ad avere quella croccantezza che ti piace tanto. Quindi una pizza cotta in 90 secondi non sarà mai croccante. E quindi una pizza per diventare croccante devi cuocerla dei minuti. Dipende, se vuoi una pizza romana, allora devi farla più sottile e farla cuocere di più. Dipende sempre da che tipo di risultato vuoi raggiungere. In ogni caso, senza stare a inseguire la pizza romana, devi farla più sottile e devi farla cuocere di più. Attenta a non farla bruciare, però. Ricetta per ottenere. Oh, quindi ci siamo. C'è Gigio. Perché quando stendo l'impasto si ritira sempre? Cosa sbaglio? Grazie. Gianluca Galassi. Il problema dell'impasto che torna indietro può essere duplice. Può essere che non ha riposato abbastanza, quindi quando hai fatto le palline, da quando hai fatto le palline a quando lo stendi è passato troppo poco tempo, quindi l'impasto non ha avuto modo di rilassarsi e quindi torna indietro. Oppure hai usato delle farine troppo forti, quindi per esempio una Manitoba, e anche in 24 ore di lievitazione una Manitoba da sola tende a tornare indietro. Oppure può essere una combinazione delle due, farina troppo forte e uno staglio, diciamo, che è venuto, cioè, tra lo staglio e la stesura troppo poco tempo. Ehm, Lievito di birra fresco. Da player, mi sa che devi controllare il lievito. Magari c'è qualcosa che non va nel lievito. Era congelato, era scaduto, come si presentava il colore. Insomma, il lievito fresco è bello, però a volte io preferisco quello secco perché non sbagli mai. Quanto tempo ti intrattieni? Peppe, non tantissimo. Volevo fare una diretta di un quarto d'ora, non di più. Giampiero Correale, Gigio, per il pizza party consigli di prendere anche il biscotto, va bene la pietra già inclusa. Giampiero, la pietra del pizza party va già bene, va già bene. L'unica attenzione è quella relativa alla temperatura, cioè fa attenzione che non vada oltre ma tu parli di pizza party o parli di ardore? Questo è importante perché io il pizza party tipo, io c'ho il passione, l'ho comprato direttamente col biscotto, perché voglio dire, nel momento in cui compri un forno del genere, conviene prendere poi a quel punto anche il biscotto, lì te lo consiglio perché puoi andare lì e arrivare a temperature infernali. Caputo rossa, sì, Caputo rossa è ottima, Marco Iovine, però onestamente, allora quella da pizzeria è diversa da quella che si trova nei supermercati. Quella da pizzeria è bilanciata in maniera diversa. Quella dei supermercati secondo me è troppo forte per fare una 24 ore. C'è chi ha difficoltà a digerire
i lievitati, quindi, ma non necessariamente problemi con il glutine, ma insomma soffre un po' di più pizze forti, la rossa può dare problemi, secondo me, se non si fa tanta attenzione. Vabbè, tu sei il Polish. Allora, perché ci sta la domanda di Angelo De Bartolo? Ciao Claudio Amato. Ciao Gigio, perché spesso l'impasto si strappa, si buca? Cosa ho sbagliato? Poca acqua? Staglio troppo... si strappa, si buca. Ah, si strappa e si buca fondamentalmente perché avrai utilizzato, la mia idea, una farina troppo debole per le ore di lievitazione. Allora, quando tu utilizzi una farina non necessariamente forte e fai una lievitazione molto lunga, una maturazione lunga, il glutine comincia ad essere attaccato dai lieviti, tutti i processi chimici e quindi la maglia glutinica comincia ad indebolirsi. Quindi più si indebolisce la maglia glutinica, più debole diventa l'impasto e quindi si strappa quando lo stendi. Magari può essere pure che ne so, utilizzi troppo lievito rispetto alla temperatura ambiente della tua cucina e questo chiaramente va ad accelerare questo processo di lievitazione. In fondo il lievito è vivo e mangia tutto quello che trova nell'impasto. Questo succede. Quindi la mia ipotesi è questa, non so, dimmi tu che tipo di farina utilizzi. Pizza party passione, no Giampiero, vai sicuro, cioè comprati anche il saputo, vai tranquillo. Stasera faccio combo, padella e cannello. Tra altre cose, è una cosa che vorrei provare, a fare un video del metodo combo con il cannello e vedere come viene. Ne ho uno che ho comprato al Lidl, vediamo come viene. Mario Padrevita, oggi provo a fare un impasto misto farina 0, 8 cereali al 60% con tecnica biga. Secondo te è meglio diretto o biga? Cosa ne pensi? Guarda, per questioni di praticità, ovviamente io prediligo il diretto, vuol dire, stai lì e fai. Con la biga chiaramente devi lavorarci un po' in più, però probabilmente dal punto di vista del sapore ne guadagna, chiaramente, a meno che tu non utilizzi lievito madre, allora lì vai a dare quell'effetto acidulo che ottieni poi con la biga. Poi alla fine, ragazzi, tutto quello che a voi funziona, insomma, se tu preferisci la biga perché alla fine è un processo ormai che è standardizzato, poi se vuoi sperimentare, sperimenti, però se ti piace come viene quel sapore lì, il diretto poi ti cambia un pochino, semplifica. Ho sentito che poi sia solo un quarto d'ora. Sì, Gianmaria, volevo stare solo un quarto d'ora, anche perché non c'ho da impastare, quindi sicuramente vi annoio dopo più di un quarto d'ora. Claudio Amato De Serpis, 24 ore di lievitazione con 70% caputo e 30% tipo 1 caputo. Mi trovo benissimo sia per la stesura che per la cottura. In effetti, se la temperatura è controllata tra i 22, 23, 24 gradi, va bene come mix. Ancora non mi è chiaro cosa cambia tra un appretto di 3 ore e uno di 6 ore. E cambia ovviamente anche il modo in cui si rilassa l'impasto. Assolutamente. Io onestamente, come vedete dai miei video, in realtà dalla massa passo direttamente alle palline perché non voglio svegliarmi presto al mattino di domenica e mettermi lì. Per cui l'appretto per me è immediato, insomma. Alla fine non ho trovato grandi differenze, però magari riesce meglio, non lo so, dovrei provare. Una cosa, io credevo di avere svantaggi nella stesura, ma in realtà è uguale, cioè se l'impasto viene bene, la maglia glutinica è bene, diciamo è formata bene, alla fine non strappa, anche se fai le palline 18 ore prima, insomma. Ehm, allora, ciao Gigio, ma la farina della Caputo Blu è molto meglio della rossa per il forno di casa. Allora, non è una questione di forno di casa, è una questione di quanto tempo la fai lievitare. La farina blu Caputo è una discreta farina per, che ne so, 18 ore di lievitazione. Va bene. Se già vai oltre le 20, è una farina che rischi di strappare poi l'impasto, perché non ha una quantità sufficiente di glutine per sopportare e supportare le 24 ore in più. Infatti io la mescolo sempre con la rossa, faccio 70 blu e 30 rossa.
Angelo, grazie, credo sia esattamente come hai detto tu, farina troppo debole rispetto al tempo di maturazione. Sei un grande, grazie, se tu sei un grande. Help, come posso usare la pietra refrattaria nel forno casalingo? E dipende da che cosa vuoi raggiungere come obiettivo. Eh, In che senso la vuoi preriscaldare? Vuoi utilizzarla soltanto come piano d'appoggio quando lavori alle pizze? Sta a te, insomma. Dimmi cosa vuoi fare. Cosa ne pensi di utilizzare la semola rimacinata per la pizza? Guarda, Matteo, non sono contrario. Ovviamente dà un sapore diverso alla pizza, anche come sensazione, perché la rende più croccante. Diventa più, non come il pane, perché chiaramente il processo è diverso, però dà quel sapore un po' più rustico. È come se tu aggiungessi, ne so, della farina integrale, però di quella non macinata. Quella stessa sensazione mi dà. Comunque la trovo buona. E poi la semola rimacinata si utilizza, ad esempio, nelle pizzerie in Sicilia, forse anche in Puglia, ma di sicuro in Sicilia, perché è la farina tipica che si trova lì. Gigio, nel tuo impasto aggiungo una percentuale di semola rimacinata. È uno spettacolo e la straconsiglio. Vorrei rifare un nuovo lievito madre. Ricetta. Ricetta, la ricetta del lievito madre. Ragazzi, allora la trovate nel mio canale. Ci sono state un po' di polemiche a proposito del lievito madre, perché diciamo tutti a dirmi, ma quello non è il lievito madre, questa è un'altra cosa, questa è pasta acida. Lievito madre è pasta acida, ragazzi, semplicemente che il metodo che ho immortalato nel video permette di realizzare un impasto, diciamo un lievito madre vero, vero, in meno step. Perché quando tu parti da zero, ovviamente ci vogliono 21 giorni. Io invece parto già da, che ne so, che mancano 4, mancano 5 giorni. E alla fine chi lo sta provando è testimone, mi scrivono su Messenger, mi lasciano commenti, funziona. Quindi se non vuoi perdere tanto tempo, utilizza quel metodo. In 4-5 giorni hai il lievito già pronto. Ovviamente il sapore di quel lievito ha delle sfumature diverse rispetto al lievito madre che ha impiegato 21 giorni o più. Però già quando tu l'avrai rinfrescato, che ne so, 5-6 volte, oltre alle 4-5 volte che raccomando nel video, sarà quasi impossibile distinguerlo da un lievito madre normale. E il mio, quello che ho fatto, ce l'ho ormai dalla bellezza di 4 anni e funziona benissimo. Quindi poi, se per dire lo fate rinfrescare, cioè lo fate lievitare vicino al cestino della frutta, gli date un sapore un po' diverso, perché ovviamente i batteri che sono lì saltano nell'impasto. Quindi ragazzi, insomma, bisogna essere un po' open-minded, come si dice qui. Non bisogna rimanere... È vero, il metodo classico è il metodo classico, ma pure la pizza, quella in padella, mica era la pizza della pizzeria, però è ciò che si avvicina di più a una pizza della pizzeria. Allora ragazzi, sto... Ok, scusatemi, leggo un po', c'ho un po' di messaggi arretrati. Allora, quando stendo la pizza non riesco a stendere uniformemente, alcune parti rischiano di rompersi, come mai? Pietro, e come ho risposto prima, probabilmente utilizzi una farina debole e quindi non riesce a sopportare le 24 ore di lievitazione se fai 24 ore. Oppure probabilmente è un impasto che non ha, nel quale ecco, non si è formata una maglia glutinica molto forte. Per esempio, la pallina è bella liscia oppure si presenta rugosa, perché se si presenta rugosa probabilmente è lì il problema, la maglia glutinica non si è formata bene e quindi quando la vai a stendere in alcuni punti si strappa. Eh, Claudio Amato, l'altra sera mi hanno fatto assaggiare una pizza con impasto di Chia, volevo morire, tanto che era brutta e non ne so nulla. Com'è questa Chia? Che poi a Napoli Chia sta per chiavica, insomma, diciamolo. Ovviamente scherzo, ragazzi. Nell'impasto si può utilizzare al posto della farina zero quella di tipo 1? Certo, certo, bisogna sempre controllare però le proteine se non si ha a disposizione la tabella
con il W che rappresenta la forza. Ovviamente anche lì le proteine non danno una rappresentazione, sono andato già oltre il quarto d'ora. La tabella le proteine non danno mai una rappresentazione realistica di quello che può essere l'apporto di glutine, però dà un'idea laddove il produttore non lo indichi. Hai ragione, mi spiego meglio. Mifrask. Ho comprato una pietra refrattaria per cuocerci la pizza direttamente sopra per avere pizza cotta diversamente rispetto alla classica teglia. Mi esce troppo dura. Certo, perché quando tu cuoci la pizza sulla pietra refrattaria, eh, la pietra refrattaria si riscalda in molto più tempo rispetto ad una teglia. Ci vuole molto più tempo e rilascia però il calore anche lì in maniera diversa. E quando tu cuoci sulla pietra nel forno normale, a parità di tempo di cottura, il sotto è matematico che diventi molto più croccante del solito. E non c'è niente da fare perché se cuoci una pizza in un quarto d'ora già normalmente viene croccante, ma sulla refrattaria è ancora peggio. A meno che non provi magari a spargere un po' d'acqua sul fondo del forno, non della pietra, perché se metti l'acqua sulla pietra calda la spacchi e si distrugge, si fa in due pezzi. Ehm, che farina da supermercato consigli per fare la pizza? Però deve essere abbastanza comune. Allora, da supermercato comune, la Spadoni è comune ed è decente per fare la pizza 24 ore. Poi c'è quella non è il Lidl, c'è... Oddio, ho visto che forse anche il Lidl ha una farina forte, in Italia però. E poi c'è quella, ma adesso non mi ricordo più i nomi dei supermercati in Italia. È un'altra catena che ha una farina che è abbastanza forte. Non riesco a ricordarmi il nome. Scusate ragazzi. Però comunque, vabbè, la Garofalo non è top come farina, però dipende da dove vivi, se vivi, che ne so, in città con supermercati grandi oppure dipende, comunque guarda le proteine. Se i grammi di proteine sono 12, da 12 grammi in su, la farina è buona. Se è al di sotto dei 12 grammi, diciamo di fare attenzione, ma questo sempre per lievitazioni da 24 ore. Perché se vuoi fare una pizza in 8 ore, in 6 ore va benissimo, anche la Barilla, come dire, non va più che bene. Ciao Gigio, how often in a week do you make pizza? Luigi. Ok, Luigi. I generally make pizza once a week, no more, because otherwise I'm gonna wait. I'm gonna get weight, and I'm not in the best shape ever lately. So once a week is okay. In terms of sourdough, how do you store sourdough longer than 10 days? Longer than 10 days, it doesn't exist. So I usually feed the sourdough once a week or once every 10 days, even if I don't make any pizzas. That would be very important, otherwise you're gonna kill your sourdough. Anyway, keep it in fridge just to slow down the fermentation. That would be important. Ehm, Alex Fari, nel metodo combo, quando vado a cuocere la pizza sotto il grill, il cornicione rimane biancastro sotto, mentre la mozzarella si sbruciacchia. Cosa dovrei fare? Sotto al grill, il cornicione rimane biancastro, mozzarella... Ah, ok. Alex, credo che dipenda dal tuo grill. In pratica mi stai dicendo indirettamente che il tuo grill, grande così, concentra il calore tutto al centro, mentre invece disperde il calore sui lati. Allora, cosa devi fare? Eh, devi semplicemente muovere la pizza in modo tale da far sì che il cornicione corrisponda alla parte più calda del grill, quindi muovi ogni tanto, quindi non lasciare, se usi la padella, non lasciarla sempre al centro, ma tienila anche un po' fuori e poi con la spatola vai a girare la pizza, però fai sì che il cornicione corrisponda alla parte più calda del grill. Ciao Derox, impasto con semi di chia, ma ti giuro Claudio non ho mai sentito questi semi di chia.
Grazie mille della risposta, continua così. Grazie a te Lorenzo. Potrebbe essere Eurospin, bravissimi, Eurospin. Sì, Eurospin. Quella la si trova tranquillamente, l'Eurospin è ovunque, quindi consiglio l'Eurospin. Pietro invece mi dice, quando tiro fuori il panetto per stenderlo, alcune volte mi capita di rovinare la sua forma e doverlo rimpastare. No, 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 Pietro, non farlo mai. Allora, quando la forma del panetto, allora, prima di tutto devi utilizzare una spatola, non prenderlo mai con le mani, perché se utilizzi le mani ovviamente lo schiacci. Prendi la spatola, va bene pure, che ne so, una spatola lunga, quelle che utilizzi per girare, che ne so, gli hamburger, va bene? Mettici la farina sopra così non si attacca e utilizzala, non utilizzare però le mani per aiutarti, per staccare l'impasto se lo tieni in un contenitore grande, ok? Altrimenti se in un contenitore piccolo ti basta semplicemente rovesciarlo e quindi fai cascare l'impasto e la forza di gravità ti aiuta. Nel caso in cui la forma venga un pochettino a mancare, non è un problema. Quando l'impasto è sul piano di lavoro, tu lo giri e in questo modo fai la forma rotonda. Perché se fai di nuovo la pallina, in pratica dovrai aspettare delle ore affinché l'impasto si rilassi nuovamente e sia pronto per essere poi steso. Altrimenti l'unico modo per stendere è il mattarello, ma tu lo sai che ogni volta che una persona utilizza un mattarello, un napoletano nel mondo muore. Quindi non lo fare mai. Ehm, sono un po' indietro con le domande. Francesco, grazie mille, grazie a te. Paola, infatti Gigio, io esperimento di continuo, non mi fermo mai. Il fatto che lavoro in agriturismo mi piace tantissimo. Vabbè, allora dai, dillo, lavoro in agriturismo e ho voglia di fare esperimenti. Ah, ti invidio. Mi frasca, grazie mille, proverò con una teglia di acqua sotto, così, si fa croccante senza seccarsi magari. Assolutamente, questo è un trucco proprio che utilizzano i panettieri. Loro in realtà spruzzano, se hai uno spruzzino meglio ancora, perché il vapore ovviamente va a bilanciare l'acqua che va via dalla pizza. Luigi, grazie della risposta. Grazie a te, thank you so much Luigi. Altre domande ragazzi? Vedo che qualcuno sta scrivendo, credo di non aver saltato niente. Ah, sì, ok. Allora, va bene se come mozzarella uso la scamorza, dove c'è gusto, dove c'è gusto non c'è perdenza. Certo ragazzi, va benissimo anche la scamorza. La scamorza ad esempio, mi sa che mi sono bloccato? No. La scamorza va benissimo, per esempio se fai una pizza salsicce e friarielli, se non è la provola metti la scamorza. Va bene, chiaramente la scamorza è più secca rispetto alla mozzarella, quindi tende a cuocersi prima, a sciogliersi prima e di conseguenza anche a bruciarsi. Quindi occhio, la pizza devi veramente cuocere, oppure magari la scamorza la metti sotto. Se per esempio fai una salsiccia e friarielli con la scamorza, metti scamorza sotto, friarielli sopra, perché il friariello, essendo umido, fa da scudo e quindi la scamorza si scioglie ma non si brucia. Questo è un trucco, tipico trucco da pizzeria. Basilico come si usa? Allora, basilico ci sono diverse scuole di pensiero. Allora ragazzi, facciamo questa prova. Per chi volesse c'è la super chat, c'è un piccolo contributo, vediamo che succede. Non l'ho mai usato, non l'ho mai chiesto. Vediamo se c'è qualcuno di voi coraggioso che voglia regalarmi una super chat. Allora, torniamo alle domande. Il basilico come si usa? Il basilico, ci sono due scuole di pensiero. Si mette, allora c'è chi lo mette a crudo e quindi lo cuoce e quindi rilascia l'olio, eccetera, eccetera, e dà quel tipico sapore alla pizza. Però magari ci sono persone che odiano il fatto che il basilico si bruci perché è troppo amarostico. Allora c'è chi lo mette in realtà a cottura avvenuta, quindi e lì hai semplicemente come dire, un fattore estetico. Dipende. Oppure ci sta chi lo mette intero, oppure c'è chi lo strappa. Io onestamente non lo strappo, se non quando vado a condire il pomodoro. Ho questo vezzo di tagliare il basilico nel pomodoro, perché nel frattempo il pomodoro, essendo acido, va a cuocere il basilico. Però normalmente io non sconsiglio di metterlo strappato, però anche lì è una questione di gusto, ragazzi.
Allora, sei un grande imparato. Ok. Io uso il G3 Ferrari discreto e comunque sempre meglio del forno di casa. No, no, il G3 Ferrari, cavoli, è un signor fornetto. È stato tra i miei primi forni. Trovate qualche video tra quelli vecchi, vabbè, che ho fatto delle schifezze immonde, però insomma era simpatico utilizzarlo. Poi l'ho modificato, forse un po' troppo, e si sono sciolti i piedini. Era troppo caldo. Infatti io sostenevo sempre che ogni qualvolta ero lì a fare una pizza, una centrale elettrica nel Massachusetts o nell'Alabama si spegneva perché assorbiva troppa elettricità. Claudia Amato, le mie coinquiline ti ringraziano. Grazie a voi, perché ogni volta che mi ringraziate mi arriva una benedizione. Che acqua è meglio usare per l'impasto, visto che c'è differenza tra acqua dura e acqua meno dura? Come si può vedere la durezza dell'acqua per fare il nostro impasto? Qual è l'ideale? Ragazzi, qua stiamo arrivando proprio a livelli di piccolo chimico. È vero che c'è differenza perché l'acqua più dura credo che sia un'acqua più calcarea, quindi va a probabilmente a dare delle note diverse alla pizza. È come il caffè, l'acqua di Napoli che fa. Ragazzi, non vi preoccupate, c'è pure chi utilizza la San Pellegrino per fare la pizza, però va provato, come dire. Utilizza l'acqua che esce dal tuo rubinetto, un'acqua più dolce e un'acqua filtrata, ad esempio. Eh, Non ho provato. Sarei curioso di notare la differenza, se ce ne fosse alcuna. Ma sinceramente, trova la ricetta che fa per te, trova come bilanciare gli ingredienti per ottenere poi davvero quello che è il gusto che vuoi raggiungere. Fregatene dell'acqua. Il panetto quanto lo fai di peso? 240-260 grammi. Tu, allora, eh, per tanto tempo quando usavo il fornetto Ferrari lo facevo di 180 grammi o 200 al massimo. Poi col metodo combo 200-220 e poi con i vari Rock Box e Ardore e Pizza Party sono passato a 250 e ultimamente mi sono michelizzato a forcella e sono passato ai 300 grammi. Però dopo che vi mangiate una pizza con un panetto da 300 grammi potete pure stendervi, mettervi sul letto e dormire perché davvero è una bomba. Però mi piace, ci gioco di più con l'impasto da 300 grammi, insomma ci posso fare più cose, è più resistente anche. In termini di sapore, un Polish ad esempio di 3 ore è veramente differente da uno 12 ore e più. E vabbè, ovvio perché più fermenta e più chiaramente cambia il sapore, diventa più acidulo. Poi dipende se vi piace questo sapore acidulo, che si avvicina poi a quello del pane. Il punto è questo. Ci sono tante persone che dicono: no, questa pizza non mi piace perché sa troppo di pane. Oppure altri che dicono: ah, sto sapore mi ricorda proprio il pane. Allora dipende cosa ti piace. Se vuoi raggiungere quello come obiettivo, quindi un sapore più acidulo, 12 ore è sicuramente la strada giusta, altrimenti 3 ore va benissimo per utilizzarlo come se fosse un lievito alla fine, un lievito semplice. Prego Matteo. Ciao Gigio, io ho un forno elettrico che arriva a 500 gradi con pietra rifrattaria in basso, ma purtroppo essendo abbastanza alto, il doppio di un forno da pizza, per capirci. Appena lo apro perdo gran parte della temperatura, consigli. Ah. Mm. Allora, c'è un aggeggio che ho visto in vendita da poco. Praticamente è il metodo combo per forno. È una specie di gabbiotto di alluminio che si mette si mette nel forno in pratica. Sono dei vassoi del forno e ti ricrea questo ambiente. Una roba del genere forse fa il caso tuo, perché insomma vai a riscaldare una parte più piccola e quando apri e chiudi non dovresti perdere tanto calore. Non so se entra nel tuo forno 500 gradi. Il panetto come si stende dal lato di sopra o da sotto? Beh, io il panetto lo stendo dal centro, perché se tu parti da sopra o da sotto, vai praticamente a schiacciare il cornicione e se vuoi fare una pizza napoletana, il cornicione lo devi tenere in vita, se lo schiacci ti viene una pizza kebab.
una delle 10 peggiori pizze mai viste sulla faccia della terra. Quindi tu parti sempre dal centro perché spingi l'ossigeno, spingi i gas, ecco, che sono intrappolati nella pizza dal centro verso il cornicione. E quindi fai questo, sposti la pizza e schiacci, schiacci, schiacci e porti su. Fai finta di far rotolare una biglia verso l'alto. E quindi quando la pizza poi è stesa e la vai a cuocere, questo fa sì che il cornicione diventi grande e che soprattutto ci siano i buchi dentro, la famosa alveolatura. Quindi questo crea l'alveolatura. Io uso il lievito madre essiccato, Marino Rossetto, l'ho mai usato, ma guarda, l'ho usato, grande delusione. Onestamente non sono mai riuscito a far lievitare le pizze bene con il lievito madre essiccato. E poi non ha senso perché secondo me il lievito madre è qualcosa che tu devi riutilizzare, no? Eh, Lì lo utilizzi una volta e via, ma realmente riesci a dare quel sapore? Non lo so, che non essendo venute bene le pizze, non le ho mai mangiate, però me lo devi tu. Sa di lievito madre? Questa è la grande domanda. Ehm, Si possono cucinare due pizze nello stesso forno elettrico di casa. Pensate di acquistare un forno alla Samsung che mantiene due camere separate. E allora, ragazzi, se voi andate a raddoppiare la quantità di impasto in un forno, due sono le cose. O dovete raddoppiare il tempo di cottura, oppure a parità di tempo di cottura sono entrambe crude. Perché ad aumentare è come quando inforni il pane. Se tu inforni un filone da mezzo chilo, ci vuole un determinato tempo, ma se inforni un filone da un chilo, prima che l'acqua, contenuti liquidi contenuti nell'impasto evaporino, ci vuole più tempo, ci vuole il doppio del tempo. Quindi questa è la differenza. Onestamente, cuocere due pizze in un forno elettrico la vedo un pochettino a meno che non siano due pizze piccole, tipo le pizze quelle a portafoglio, allora è diverso, ma due pizze grandi, una sopra e una sotto, secondo me non l'ho mai visto, però può essere complicato riuscire a fare una napoletana così, due napoletane. Ehm, allora, vediamo se mi sono perso qualche messaggio. Molti stendono la pizza dall'esterno e poi... No, ragazzi, non è un errore. Voglio dire, se i pizzaioli partono dall'esterno per arrivare all'interno e riescono allo stesso tempo fare il cornicione, va benissimo. Voglio dire, ogni tecnica, se funziona bene, non c'è problema. Però, per noi che non siamo professionisti, se vogliamo riuscire ad ottenere dei risultati discreti, conviene partire sempre dal centro ed arrivare fuori, vedi, è più semplice che fare al contrario, riuscire a mantenere il cornicione. Allora vediamo, torniamo indietro. Ehm, perfetto, proverò a cercare, grazie mille, grazie a te. Paola, Gigio sono napoletana, doc, però abito a Roma negli ultimi tempi, qualche pizzeria decente, se no ovviamente me la faccio io. E tra altre cose a Roma c'è una pizzeria di alcuni amici, si chiama D'Antonio. Eh, per chi vive a Roma, da Antonio, ve la consiglio. Antonio, non è Roma Roma, è forse Olbia, può essere. Roma, sto cercando, Ehm, ehm, vediamo. Non la trovo adesso, cavoli. Forse la trovo su Facebook. Datemi un attimo che la trovo. Da Antonio. Pizzeria d'Antonio. Eccola qua. No, a Roma. Pizzeria d'Antonio a Roma. È una pizzeria in via Mario Lizzani, Roma. Via Mario Lizzani 21 Roma. Adesso la copio qui nella chat. Ok, eccola qua. E si chiama Da Antonio. Provatela, sono molto bravi. Uno dei proprietari, dei soci, è un mio amico. E fa una pizza davvero, davvero, davvero buona. Quindi ve la consiglio. Anzi, se andate lì, chiedete di Dario e ditegli che siete amici di Gigio. Non vi fa lo sconto, però così vi fa delle pizze approvate da Gigio.
Allora, mi sono perso qualche messaggio. Sono andato tantissimo fuori con i famosi 15 minuti. Metodo Combo mi ha salvato qui in mezzo alle montagne francesi senza pizzerie. La tua ricetta funziona alla grande. Volevo chiederti, la pizza alla fine mi viene abbastanza elastica, nel senso che mi pare un po' gommosa. Come faccio a rimediare? Prendi in considerazione che uso la tua ricetta idratazione 65-67 con le varie pause. Gommosa, cosa intendi gommosa? Gommosa quando la mastichi o gommosa quando la stendi? Questo è importante. Sorbillo, vabbè, Sorbillo e Michele a Roma, ok, sono ovviamente delle istituzioni, anche se mi hanno detto che non è come mangiare la pizza a Napoli, pure Sorbillo a Milano, onestamente io sono molto critico e ho lasciato anche una recensione non positiva. Sorbillo a Milano è stata una delusione. Molte persone che hanno mangiato lì si sono trovati male, ecco. Ehm, Comunque un po' fragrante alla fine. Ciao Gigio. Ah, fragrante alla fine. Grazie a te, Claudio. Pasquale, ciao Gigio, faccio sempre la pizza col tuo metodo combo. Ottengo un gran risultato, ma non viene bene la cottura sotto perché quando cuocio la parte inferiore è un pochino secca. E prova a toglierla prima dal fuoco, anziché magari aggiungi prima il pomodoro, perché il pomodoro essendo più umido tiene la parte di sotto più umida e quindi non si secca. Prova a giocare con questi, cambiando un po' i fattori e i tempi. Ho una farina di 10 grammi di proteine, no, non farlo lievitare per più di 12 ore, altrimenti si buca. Ragazzi, ci siamo quasi. Ultime domande. Eh, Quanto deve essere la temperatura finale dell'impasto? 24, 26, insomma, non andare mai oltre, perché quella è la temperatura ottimale per i lieviti. Se vai oltre, cambia un po' tutto. Poi qui mi chiedono se ad esempio devo utilizzare un chilo di farina, è meglio fare l'impasto, ad esempio con 950 grammi e lasciare gli ultimi 50 grammi e non farlo appiccicare le mani durante le lavorazioni o no? Beh, se non vuoi cambiare l'idratazione sarebbe meglio, però se rispettate diciamo, i passaggi, i tempi del mio video, anche quello da 63%, con il riposo da 20 minuti, 10 minuti e 5 minuti con straccio bagnato, l'impasto non si attaccherà mai alle mani, quindi non avrete bisogno di aggiungere la farina dopo. Mi raccomando. Massimiliano, Vivona, Grande Gigio, buonasera, un saluto alla Toscana, saluto a tutta la Toscana. Elio Baffo, per quanto riguarda il lievito, c'è chi scioglie in acqua salata, chi lo scioglie... Questo è l'eterna questione dei pizzaioli. Sciogliere il lievito insieme al sale. Allora, quello che ho imparato è tenerli separati. Però, ragazzi, onestamente non ho una risposta. La risposta verrà da un video. Proverò a fare un impasto in cui ho messo lievito e sale insieme e un altro in cui ho tenuto lievito e sale separati e vedere che cosa succede. Conviene sperimentare e vedere il risultato finale. Qui ci sono invece gli indirizzi che ho condiviso. Luca mi dice gommosa quando la mastico perché a stenderla ok. Gommosa, gommosa. Probabilmente è troppo forte la farina, forse deve maturare un po' in più. Probabilmente servono più di 24 ore con questo tipo di farina. Che 13 grammi è quasi a livello di Manitoba, insomma è una Caputo rossa. Oppure devi provarla a farla maturare in frigo, quindi cambiare un po'. Lì le cose cambiano. Grazie Cocorito. Ciao Gigio, grazie a te ho imparato a farmi la pizza in casa, sei un grande. Ti volevo chiedere una cosa per la lievitazione. Si può usare il lievito secco in polvere? Sì, certo si può usare il lievito secco in polvere. Il lievito secco misura un terzo del lievito fresco perché è un lievito essiccato. Quindi bisogna attivarlo prima di usarlo, quindi bisogna aggiungere un po' d'acqua e zucchero, perché lo zucchero rappresenta il cibo, il carburante che serve a risvegliare il lievito secco e dargli forza. Ecco, è come quando tu sei lì senza forze, prendi un cucchiaino di zucchero e ti riprendi, è uguale. Oh, Nilton, buongiorno Nilton, tutto bene? Saluti dalla Calabria, sono una tua nuova iscritta, ti seguo sempre. Ciao Caterina, grazie. Nicola, Farina Caputo, è veramente il top, ne ho comprati 5 kg su Amazon pagandole il doppio. Allora,
Pure qua, onestamente, è una farina buona, discreta, ma non credo che sia il top, soprattutto se è usata male. Perché ci sono pizzerie a Napoli che magari utilizzano la farina Caputo rossa per fare 8 ore, 10 ore di lievitazione e fermentazione e lì proprio sono assassini. Però, sai, noi usiamo la Caputo perché è buona. In realtà, secondo me, ci sono farine anche meno conosciute, più buone. Ad esempio, mi trovo bene con le farine che trovo qui in Irlanda. La 5 stagioni, secondo me, è leggermente superiore alla Caputo, per dire. Mia esperienza personale, poi magari utilizzo male la Caputo, non lo so. Ad esempio, la Caputo per quella senza glutine è una buona farina. Sono riuscito a fare una pizza veramente buona. Vediamo, mi sono saltato qualcosa. Quanto faccio lievitare l'impasto? Insomma, tra i 18 e 24 ore. Dipende quanto tempo prima. Ad esempio, adesso è tardi, se volessi fare l'impasto adesso per il pranzo di domani, sarebbe, ecco, sarebbero meno di 24 ore, quindi magari lo faccio per domani sera. Quindi, ehm, grazie, buon weekend. Grazie a te, proverò. Confermo 5 stagioni a vita, napoletana è il top. Sinceramente è una farina che riesce anche a gestire meglio lievitazioni, anzi idratazioni più alte. Mi sono trovato molto meglio e non strappa, per esempio una cosa che odio, quella Caputo, ad un certo punto quando poi fai le palline, la pellicina sopra si strappa un po', è una cosa che davvero mi dà fastidio. Con altre farine non succede. Allora ragazzi, spazio ancora per 3 domande e poi stacco perché i famosi 15 minuti sono diventati la bellezza di 46 minuti. Vi ringrazio però, prima di tutto, vi ringrazio perché mi avete fatto tante domande e sto facendo video almeno una settimana, però mi manca ecco il live. Le live non... sono contento perché con rapporto diretto con voi, però sono video che insomma nascono e muoiono lì, non hanno visibilità al di fuori del live, quindi poi preferisco concentrarmi di più su delle ricette magari e fare un qualcosa che rimanga. Tra tanti consigli, l'impasto lo faccio sempre il giorno prima, lo faccio maturare tutta la notte e poi il giorno dopo a crimo, viene più maneggevole, risulta friabile. Dice, va benissimo, cavoli, va benissimo, sì. Quello è uno dei segreti per un impasto leggero, perché il glutine si consuma e quindi dobbiamo processare meno glutine. Che lavoro fai? Nicola, io faccio il designer. In realtà non lo faccio più il designer, sono un design manager, gestisco team di designer, eh, società che fanno applicazioni, software. Simo, è meglio partire dall'acqua e mettere mano a mano la farina e iniziare la farina. Allora, nella pizza classica si parte dalla farina, però mi sono reso conto che partendo dall'acqua, aggiungendo man mano la farina e fermandoti ad un certo punto quando ne hai aggiunta metà, si lavora meglio l'impasto e la maglia glutinica al 100% viene formata bene. Basta guardare il video, quello dell'impasto al 63% per vedere il risultato. Se invece parti dalla farina va benissimo lo stesso, però sai, diventa più difficoltoso da gestire se ti rendi conto che ad esempio, non so, l'impasto è troppo duro, vuoi aggiungere dell'acqua dopo, è più di difficile gestione. Però se tu hai la tua ricetta, anche lì hai imparato a fare in un certo modo e conosci tutti i tempi, poi gli va più che bene. Però direi che per chi comincia, ma poi per chi si è stabilizzato anche così, va bene partire così. Però se invece fai ad esempio impasto ad alta idratazione, tipo 80%, conviene partire dalla farina e aggiungi l'acqua a filo perché devi dare il tempo di assorbire l'acqua in un certo modo. Quindi dipende sempre dai risultati che tu vuoi raggiungere. Che marca di pomodoro usi solitamente? Allora, io adoro i pomodori sardi, quindi utilizzo Casar, che però qui in Irlanda, all'estero, ma anche in alcune parti d'Italia, ha un altro... mi sa che mi si è bloccato il... Ragazzi, confermate che mi vedete oppure mi si è bloccato tutto. Vediamo.
dovrebbe essere funzionante. Ok, mi vedete? Scusate perché nel mio al computer mi si è bloccata l'immagine. Allora, vi dicevo che tipo di pomodoro utilizzo, il Casar o Antonella, è la stessa cosa, è la stessa ditta che fa Casar e Antonella. Sono pomodori che adoro perché sono abbastanza dolci, ma non dolcissimi. Sono particolari rispetto ai San Marzano che sono più aciduli, secondo me sono più bilanciati per il tipo di pizza che voglio ricreare, che è un po' quella della mia infanzia. Ehm, allora, vediamo un po'. Marca di pomodori, cosa dovremmo chiedere? Cosa ne pensi del forno? Guarda, il forno unicoda. Mi, mi incuriosisce, vorrei provarlo. Onestamente non voglio comprare il quarto forno, perché altrimenti mia moglie mi caccia via di casa. Per cui è interessante. Secondo me non è un forno non flessibile, diciamo, dinamico, ecco, per fare il pane non va bene perché comunque è bassa la bocca, forse è più piccola del Rockbox. Però dai video che ho visto sembra che sembra in grado di raggiungere risultati ottimi in davvero poco tempo. Quindi secondo me per chi non ha tanto spazio può essere una soluzione molto molto buona, perché poi costa pochissimo, mi pare che costi sui 250 pound, quindi intorno ai 300 euro rispetto ai concorrenti, ecco, rispetto a un Rockbox o rispetto a un Ardore. Però va provato onestamente. Che devo fare? Devo comprarlo? Ditemi voi. Se fate la super chat, compro un'icoda e vi faccio la recensione. Super chat sarebbe quelli con Cina col dollaro. Allora, vediamo cosa c'è. Salutami vado a cucinare. Oh, Paola, grazie mille per aver assistito a questa diretta sciancatissima, però meglio di niente. E mi sa che è arrivato anche pizza parte ardore, non ce n'è per nessuno. Verissimo, verissimo, mi trovo davvero bene, non posso proprio lamentarmi. Allora, ragazzi, ultimissima domanda e davvero vi saluto, ok? Vediamo se c'è qualcun altro che vuole farmi l'ultima domanda. Allora, vediamo se me ne sono persa qualcuno nel frattempo. Ehm, no, credo di aver risposto a tutte le vostre domande. Ok. Vabbè, ragazzi, allora, vedo che non ci sono altre domande. E vi saluto. A questo punto, ragazzi, dal famoso quarto d'ora siamo arrivati a 52 minuti, ma perché è stato un piacere parlare con voi. Fatemi sapere se volete vedere qualche video in particolare, se c'è qualche cosa che stuzzica la vostra fantasia e proverò a fare un bel video. Vi ringrazio allora, grazie a tutti e a prestissimo, ok? Ciao!